Oltre il danno la beffa, questo dicono gli studenti dopo le dichiarazioni del sindaco Brugnaro in merito al caro affitti e alla loro protesta dei giorni scorsi. Con una tenda posizionata all'ingresso di Ca' Farsetti, uno striscione e varie foto del sindaco Brugnaro mascherato da pagliaccio, gli studenti universitari hanno protestato contro il caro affitti, ma soprattutto in risposta alle dichiarazioni del primo cittadino nei loro confronti. Se il sindaco continua a rilasciare queste dichiarazioni aberranti, direi che è soltanto l'inizio di quello che gli aspetta. Noi siamo qua, a parte a ribadire che il diritto allo studio vuol dire diritto alla casa, e siamo qui a ribadire che c'è un problema evidente in questa città, c'è una gravissima crisi abitativa data proprio dal fatto che questa città viene svenduta costantemente dal sindaco in persona e poi viene a dirci a noi che non ci meritiamo la laurea perché ci facciamo truffare. Allora, se c'è qualcuno qui che ci truffa è proprio il sindaco Brugnaro ed è proprio quest'università che non fa in modo che gli studenti rimangano in questa città e che vivano una vita degna di essere chiamata tale. Gli studenti sarebbero anche stati invitati a trovare un lavoro extra nei numerosi locali veneziani per poter sostenere queste spese folli. Io vorrei ricordare al sindaco che tutte le persone che sono qui sono studenti che lavorano e che lavorano dove? Sono costretti a lavorare in posti svenduti al turismo, in ristoranti, in hotel, in bar, dove la paga è sempre pessima perché, lo ricordiamo di nuovo, viviamo in una città dove l'unica economia possibile è quella del turismo, per cui ci troviamo a ricevere paghe da fame che comunque non ci permettono di pagarci delle case e degli affitti che costano molto di più di quello che noi possiamo guadagnare con i nostri lavori. Quindi invece di dire tutte queste cose sui giornali, pensi piuttosto a scendere e magari confrontarsi veramente con gli studenti e con le persone che vivono in questa città. Gli studenti non hanno intenzione di fermare la loro protesta.